Cresce la voglia di occulto nella nostra regione, un appetito che sembra alimentarsi nella superstizione e nell'incertezza tutta moderna di alcuni confini, come quello tra fede e magia, che invece sono nettissimi. Un'ignoranza che travolge anche uno dei riti più sacri del cristianesimo, l'esorcismo, vissuto con serenità e naturalezza dalla Chiesa, percepito erroneamente, per convenienza mediatica o cinematografica, come l'espressione più esoterica del potere di Dio. Abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza, a partire proprio da quel misterioso esorcismo di cui tanto si parla, ma poco, pochissimo, si sa. Anche nel rito degli esorcismi esiste un rito minore e maggiore. Questo minore e maggiore, nel caso dei catecumeni, riguarda gli esorcismi che si fanno durante il tempo del catecumenato, durante gli anni del catecumenato, mentre quello maggiore riguarda l'ultima quaresima, quella immediatamente precedente al battesimo degli adulti. Altra cosa è quando noi riferiamo questo aggettivo maggiore al rito degli esorcismi degli ossessi. Le persone che confessano di avere situazioni di vessazione demoniaca, di paure, visioni e cose di questo genere, cominciano a rivolgersi a un sacerdote esorcista. Questi già comincia ad accompagnare lo stesso presunto, ecco, con la preghiera, con la vicinanza, con la vita spirituale. Ecco, questo accompagnamento spirituale si fa con delle preghiere di liberazione che potremmo chiamare esorcismi minori, per distinguerli invece dall'esorcismo maggiore, dal rito maggiore di esorcismo, che si intende quel rito a cui si procede solo quando l'esorcista abbia la certezza morale, si noti bene l'aggettivo che uso, è una certezza morale, del fatto che quella persona sia vessata dal maligno. Posso dire che dal punto di vista scientifico noi non possiamo tenere conto di evidenze morali, dobbiamo tenere conto appunto di evidenze che corrispondano al metodo scientifico che noi utilizziamo e bene o male la morale non è uno dei criteri con i quali si può stabilire la scientificità di un determinato approccio o di una determinata osservazione. Credo che si possa dire che la maggior parte di questi fenomeni trovano una loro collocazione nell'ambito di quella che la psichiatria conosce come la psicopatologia. Diciamo le possessioni, cioè le situazioni in cui una persona vive l'identità di un'altra persona o di un'altra entità, corrispondono, diciamo, in ambito psichiatrico a quelle che sono definite come le sindromi o i disturbi dissociativi, che sono delle alterazioni della coscienza in cui ad esempio può accadere il fenomeno noto molto anche a livello cinematografico della doppia personalità o personalità multipla. E questo disturbo si chiama in psichiatria disturbo dissociativo dell'identità può contemplare la presenza in una stessa persona di diverse personalità, una o più, che sono abitualmente inconsapevoli della presenza dell'altra persona, quindi dell'altra personalità. Il passaggio da uno stato di personalità all'altra è di solito improvviso, abbastanza rapido. È un disturbo la cui diffusione nella popolazione generale è poco conosciuta. Quello che c'è da dire è che questi fenomeni sono sempre una manifestazione di una situazione critica, di difficoltà, sia sul piano emotivo che sul piano sociale delle relazioni interpersonali
e che quindi sarebbe necessario esplorare accuratamente se da un punto di vista medico o psichiatrico è possibile intervenire cercando di ottenere una remissione dei sintomi, cioè una guarigione in sostanza, con dei metodi, ad esempio terapie farmacologiche o anche altri tipi di terapie. Il ministro di dell'esorcismo è solo il vescovo e il presbitero, il sacerdote. Il vescovo, frequentemente nelle diocesi, delega dei preti, dei sacerdoti da lui ben conosciuti, i quali siano prudenti, siano virtuosi nella vita spirituale, siano persone che conoscono l'uomo, la psiche umana e che soprattutto abbiano profonda conoscenza teologica, biblica della questione di Satana e della sua misteriosa presenza nella storia della salvezza. Sulla base di questo il vescovo sceglie alcuni sacerdoti e dà loro un esplicito mandato come esorcisti. Monsignor Sante Babolin è uno dei 3 pochi esorcisti presenti in provincia di Padova. Ordinario emerito di filosofia della cultura presso la Pontificia Università Gregoriana, dal settembre del 2006 ha ricevuto mandato da Monsignor Antonio Mattiazzo, vescovo della diocesi padovana, di celebrare il rito dell'esorcismo maggiore. Evidentemente l'incarico è molto più ampio del semplice ministero esorcistico, però quello che fa impressione e il motivo per cui lei mi fa la domanda è che sono effettivamente l'esorcista, praticamente l'esorcista della diocesi, nel senso che gli altri sì, sono pure adesso del clero diocesano, 2 vengono da congregazioni religiose e il terzo è dei frati conventuali del Santo e noi siamo noi 4 che siamo operativi. Oggi che cos'è un esorcista? Ci sono vari modi di intendere il ministero esorcistico, se devo tenere conto di come la gente che mi cerca si relaziona al mio ministero. In genere cercano la soluzione di problemi di cui non conoscono, non conoscono la provenienza, persone che sono molto sofferenti per tante cause e attribuiscono o temono che tutto questo sia dovuto a una presenza del maligno nella loro vita e quindi cercano l'aiuto dell'esorcista. Molti pensano che un esorcismo risolve tutto, molti pensano che andare dall'esorcista sia come andare da un prete e chiedere una benedizione, cioè o ordinare una messa, per così dire. In verità però non è così. Ho dovuto strutturare questo ministero in base anche ai miei studi, alle mie convinzioni. Non posso buttare via 44 anni di studio, di insegnamento, di pubblicazioni. La mia prima paura fu quella di confondere una sintomatologia di tipo medico o di infermità mentale in senso largo con una sintomatologia di una presenza del maligno, supponiamo in una persona, per cui ho cercato subito lo psichiatra. Ma a noi non succede molto spesso di vedere situazioni come queste e non c'è una collaborazione istituzionalizzata con nessuna delle strutture pubbliche e nemmeno delle strutture ecclesiastiche, anche perché l'accesso di queste persone ai nostri servizi è, ripeto, sporadico e per noi le persone che presentano queste caratteristiche vanno valutate ed esaminate da un punto di vista medico. È vero che quando una persona presenta caratteristiche del disturbo dissociativo di identità, cioè del disturbo in cui possono essere presenti diverse personalità,
Queste sono in psichiatria classicamente associate alla presenza nella storia della persona di traumi rilevanti, sia in età infantile sia anche più recenti. Lo psichiatra ne ho trovati 2, con loro ho avuto 2-3 lunghi incontri e mi hanno anche aiutato a precisare e determinare meglio il mio protocollo. Hanno accettato di collaborare e di fatto adesso sto collaborando, o meglio, c'è un lavoro gomito a gomito con uno psichiatra che mi aiuta nella fase del discernimento. Poi ho stabilito un tempo chiaro per ricevere le persone che per qualsiasi motivo vogliono parlare con me. Vengono con tanta sofferenza, bagagli, storie difficili e bisogna ascoltare. La mia prima quindi strategia è ascoltare con ascolto attivo. Stabilisco mediamente mezz'ora a testa, qui mi faccio una prima idea, mi compilo con il loro permesso una scheda che mi permette poi di seguire i casi. Se il caso è semplice, nel senso che si tratta di un cammino terapia spirituale, le cose partono, eccetera. Se le cose sono un po' complicate e io ho anche dei dubbi, suggerisco la visita psichiatrica. E frequentemente nei casi complicati parte una terapia congiunta. Il medico dalla sua parte, io dalla mia parte e accompagniamo le persone. Con questa strategia sono usciti guariti e sereni più di 30 persone in 5 anni. E abbiamo accompagnato e stiamo accompagnando, mettendole insieme un po' tutti, più di 100 persone in questi 5 anni. 2 volte all'anno organizzo un rito di liberazione, che un pochettino è una cosa che ho elaborato io. Questo rito mi risolve il 90% dei casi delle persone che frequentano questo rito. Me li risolve, però se c'è bisogno dell'esorcismo diventa evidente la necessità dell'esorcismo. E quando io comincio gli esorcismi quando non posso negarmi a fare l'esorcismo, cioè è talmente evidente che devo farlo che non posso negarmi di farlo. Mediamente su 100 persone che mi avvicinano temendo di avere il demonio o di essere disturbati dal demonio, si danno da 2,5 casi di persone che effettivamente hanno bisogno di esorcismo. Tutte le altre ne escono con una terapia solo spirituale, con una terapia spirituale e medica congiuntamente o con il rito di liberazione. C'è anche da dire che se una persona ha una propria religione, una propria cultura, può essere più facile che trovi una risposta all'interno di questa religione, di questa cultura, che non all'interno di una cultura che vive come estranea. Un po' come succede per esempio agli emigrati cinesi, che si rivolgono molto più volentieri ai loro medici che non ai medici del sistema sanitario nazionale. Tutt'oggi io ho celebrato esattamente, se ricordo bene, 937 riti di esorcismo. Ho visto finora 6 liberazioni, probabilmente 7, perché giusto qualche giorno fa mi sono accorto che la persona ormai è libera, però devo essere certo, quindi continuo ancora un poco. Allora dagli esorcismi dico solo alcune espressioni. Ecco, io sono l'odio, espressione che è uscita dalla bocca durante gli esorcismi di una persona che non sapeva quello che diceva, nella lotta che spesso parte nell'esorcismo. In quasi tutti gli esorcismi di fatto io lotto, perché la persona non sa più cosa dice e la lotta è tra l'esorcista e il maligno. Ecco, io sono l'odio. Poi un altro episodio
interessante quando io dico tu sei già sconfitto, perché Gesù ha pagato il prezzo del nostro riscatto. Tu hai già perso. Risposta: sì, lo so, ma intanto ancora supponiamo, quando gli dico è inutile che tu insista, tanto sai che te ne devi andare. Vediamo. L'esorcista è come ogni cristiano, nella lotta contro il maligno deve stare sempre in seconda fila. È stupido mettersi in prima fila, te le prendi tutte se ti metti in prima fila e non combini niente. Cioè, la prima fila aspetta a Gesù. Non è nell'uomo che risiede questo potere, non è nelle formule che risiede questo potere, non è in un gioco di lotta luce-tenebra che si realizza questa vittoria di Cristo. La vittoria di Cristo è data dalla sua Pasqua e quindi è azione di fede, è azione sacramentale della Chiesa, è azione che deriva direttamente dal potere che Cristo ha affidato alla Chiesa di scacciare il maligno. In un esorcismo, quando invocavo la Madonna, io tenevo la mano così perché mentalmente la invitavo a venire con la mano così, e chi stava davanti a me guardando in questa direzione urlava no, vattene, ma non lo diceva a me. Evidentemente vedeva qualcuno che io non vedevo, ma io sapevo che la Madonna c'era, perché quando la chiamo lei viene naturalmente. Quindi voglio dire, in tutte le cose che si vedono, che si sentono, c'è questo equivoco, e anche il maligno talvolta se la prende magari con me dicendo ma tu cosa puoi? Ah, dico niente, tu sei più bravo di me, nemmeno mi ci metto. Però dico, io sono venuto perché Gesù mi ha mandato, quindi dico, io faccio quello che Lui mi ha detto e sono qui nel nome di Lui, e quindi è con Lui che te la devi vedere. E quando mi minaccia io dico sempre, vabbè, lo so che lo puoi fare, però dico, te la devi vedere con Gesù, perché tra me e te c'è Gesù di mezzo. Ma ci sono state delle volte in cui ho avuto... Credo che 2 anni fa ho avuto un grosso attacco, di cui penso quelli che vivono in questa casa con me, ma anche il Vescovo lo sa, che quasi 2 mesi sono stato sull'orlo di crollare. Ma poi quando mi sono accorto che era un attacco, lentamente mi sono rialzato ed è stato scornato lui, non io. È più importante amare Dio che avere paura del demonio, questo deve essere ben chiaro. Credo che le persone che mi sono accanto non sono per niente impressionate, anche perché il primo beneficio che io ho avuto da questo ce l'ho avuto io, perché la mia fede certamente è stata molto rafforzata grazie a lui. In questo senso è anche, diciamo così, un merito del maligno di avere contribuito a rafforzare la mia fede. I disagi dell'anima sono un universo con più sfaccettature. Servendosi forse delle piaghe della follia o alleandosi con deliri, isteria e depressione, il maligno è solo una delle presenze che popolano la ricerca di occulto a nord-est. Per capire come, ci spostiamo a Treviso con Elena Mattiuzzo. Sono circa 50.000 le persone coinvolte in Veneto dalle 530 realtà New Age, socio-religiose, piuttosto che ispirate al satanismo, al vampirismo o ai gruppi per stimolare il potenziale umano. Questo quanto risulta dagli studi del GRIS, il gruppo di ricerca socio-religiosa protagonista lo scorso 25 marzo a Vittorio Veneto della 37esima giornata di studio e ricerca sulle sette. Nella nostra sede ne abbiamo enumerate 538, comprese quelle a livello nazionale ed europeo. Facciamo delle distinzioni tra i gruppi, chiamiamoli di matrice cristiana, naturalmente non di ispirazione cristiana, ma di matrice cristiana, cioè che hanno alcuni elementi e del cattolicesimo e del protestantesimo, gruppi di influenza esoterica, occulta, oppure gruppi appunto satanici, gruppi del potenziale umano
gruppi del New Age, che è trasversale a molti di questi gruppi, e poi gruppi che fanno riferimento a delle associazioni culturali che sembrano tali ma che in realtà nascondono invece molte di questi gruppi settari. I nuovi gruppi sono ammantati di New Age, sono ammantati di fascino dell'occulto, di fascino dell'esoterico, di fascino dell'orientale. E poi ecco, c'è un settore che noi chiamiamo, che puzza da psicosetta, cioè tutti quei gruppi del potenziale umano che si avvantano nel volere in qualche modo diventare migliori attraverso delle prestazioni a livello psicologico, a livello del proprio potenziamento dello sviluppo umano, che poi sfociano anch'esse nella New Age, ma su cui sembra avere un fortissimo successo. Abbiamo incontrato per questa inchiesta anche Maria Teresa, volontaria del SEDIS, il servizio di informazione socio-religiosa avviato ormai da 10 anni nella diocesi di Treviso, che senza farsi riconoscere per motivi di privacy, visto anche il ruolo che ricopre, ci ha però raccontato lo spaccato della realtà presente nel trevigiano. Io mi occupo del problema da 27 anni a questa parte e devo dire che il panorama è molto cambiato. Pur essendo sempre presenti i grandi gruppi come Testimoni di Geova, Mormoni, eccetera, eccetera, i grandi gruppi, ci troviamo a che fare con lo studio di queste nuove piccole realtà di persone che in casa propria raggruppano degli adepti con la scusa, di avere delle locuzioni interiori, generalmente con Maria Santissima. Qualcuna parla anche con Gesù e qualcun'altra parla anche con lo Spirito Santo. Abbiamo, che va per la maggiore, tutti i gruppi a sfondo New Age, delle realtà come l'Oasi Armonia, l'anima universale e il centro dell'uomo. E poi sempre presente anche la Chiesa di Scientology, anche se non abbiamo delle realtà forti come per esempio a Padova c'è un centro grosso o a Pordenone. Abbiamo sempre a sfondo psicologico le costellazioni familiari, il gruppo sempre anche New Age e a sfondo psicologico. Abbiamo dei gruppi ai bordi dell'area cattolica, quelli di cui nominavo prima la presenza, cioè quelli che la, tra virgolette, santona dice di comunicare, di avere delle locuzioni interiori, di comunicare con la Madonna o con Gesù. E poi abbiamo scoperto queste croci di Dojulé che sono presenti in tutta l'Alta Italia. Sono quelle croci altissime e luminose, alte 7,38 metri e per la larghezza non mi ricordo più se di 2,28 metri. Allora abbiamo dei gruppi di ispirazione pentecostale, taumaturgica, carismatica, che sono ai confini o esterni all'area cattolica. Nomino con un po' di incertezza questa Koinonia Giovanni Battista. Per me resta questo problema della fragilità complessiva del tessuto cristiano delle nostre comunità, dove questi nuovi movimenti trovano facilmente adepti, entusiasti, pronti ad abbracciare senza nessun senso critico ogni proposta. Tanto sono diffidenti nei confronti della Chiesa istituzionale, altrettanto sono entusiasti verso queste nuove esperienze da cui spesso non riescono più a tornare indietro. C'è una fragilità notevole dal punto di vista personale e comunitario e del tessuto sociale. La complessità instauratasi negli ultimi anni e la velocità dei cambiamenti
fa sentire molto insicure le persone, alle quali molte volte non basta più un'appartenenza generica e molte volte tradizionale, sociologica al cristianesimo, come ha fatto rilevare anche la ricerca socio-religiosa su Aquileia, originata dal convegno di Aquileia. E questo fa sì che le persone cerchino delle esperienze possibilmente forti, che le coinvolgano in prima persona e che diano certezze dal punto di vista della rassicurazione personale, dell'identità, certezze dal punto di vista del comportamento, quindi chiarezza e semplicità nelle indicazioni, certezze dal punto di vista di relazioni, cioè la calorosità di una relazione di piccolo gruppo che una comunità cristiana un po' più ampia fa fatica ad assicurare. Questi fenomeni come interrogano la Chiesa, i sacerdoti e le comunità? Dal punto di vista della comunità cristiana ci sono comunque delle carenze rispetto a queste ricerche che il più delle volte sono ricerche autentiche, e che però sono ricerche anche fragili, che richiedono accompagnamento. La comunità cristiana molte volte non c'è, non solo i preti, ma un po' anche queste presenze laicali sono poco efficaci nel caso di lutti, nel caso di gravi sofferenze di tipo familiare, nel caso di difficoltà dal punto di vista personale che emergono in questo tempo di crisi. Facciamo fatica come comunità cristiana ad essere vicini alle persone e questo molte volte fa la differenza. Gruppi piccoli o singoli, proposti di singoli, riescono a intercettare molto di più questi cammini, che a volte sono cammini davvero così plurali da essere difficilmente intercettabili dal punto di vista di una proposta cristiana più generale. Certo, questo ci fa riflettere su una difficile gestione da parte nostra della religiosità popolare, ci fa riflettere su una riproposta della figura di Maria assolutizzata, e questo è il rischio grosso, da parte di alcuni piccoli gruppi che ritengono di avere una comunicazione diretta con questa figura. Ci fa riflettere quindi anche tutto il fenomeno di pellegrinaggi insistiti e continui. Il pellegrinaggio è una forma estremamente interessante e utile dentro la tradizione cristiana. Quando però diventa l'occasione per correre un po' da tutte le parti cercando quel che non si riesce a trovare, allora diventa rischioso. Soprattutto diventa rischioso l'assolutizzare una parte del messaggio cristiano rispetto al tutto. Credo che un cristiano cattolico debba avere un criterio molto semplice ma concreto. Ecco, tutte le forme di magia, di occultismo, di spiritismo contraddicono gravemente la fede. Un cattolico, un cristiano non può mai per nessun motivo ricorrere a queste forme, anche se rivestite di angelismo, di spiritualità, anche se vengono vendute come in nome di Gesù, di Maria, dei santi, eccetera. Perché la magia, in tutte le sue forme, lo spiritismo e l'occultismo, sono una forma sostanzialmente di ateismo. Molte volte, più che aiutare una crescita di una persona libera, responsabile e cosciente di quello che fa, c'è il rischio di creare grosse dipendenze che magari compensano fragilità e difficoltà personali, ma certo non aiutano a farle evolvere in maniera positiva, in maniera responsabile.